cittadini del luogo, gli stessi operatori, gli stessi che lavorano nell'impresa siano sensibili a questi beni pubblici, che sono una grandissima risorsa, oggi più che nel passato, e quindi i lavori verrebbero fermati, i tempi si sarebbero allungati, eccetera, eccetera. Questa carta di rischio archeologico, che è obbligatoria dal 2005, non è stata fatta. Allora io speravo che il sindaco, di fronte a questa risposta noi non abbiamo titolo, non abbiamo fra i nostri dipendenti persone qualificate, mandateci una persona qualificata, perché noi vogliamo realizzare le cose ma non danneggiare i beni che abbiamo. Questa risposta non c'è stata, c'è stato piuttosto un irrigidimento. Questo è uno. Come nasce il galoppatoio? Non lo so, non mi ricordo se del 2007 l'approvazione del progetto o se invece nel 2007 è la presentazione. Una cosa è certa, una cosa è certissima, quando nel 97 si è aggiudicato, come dice Bruno, si è aggiudicato, a Tecu non si poteva realizzare l'opera perché aveva un vincolo ai beni ambientali dal 72. Cosa è successo? Gli amministratori, visto che fammi parlare, poi la zona di Tecu aveva un vincolo, secondo devi essere sintetica. un attimo, io devo dire fai una sintesi, è inutile che quando parlerai tu ma quando parlerò io penserò allora, quando è stato presentato il progetto, l'altopiano di Tecu era sottoposto ai vincoli dal 1972 e allora c'erano ancora i vincoli della Cogode, della 45. Che cosa è successo? Quando gli amministratori dell'epoca si sono resi conto di questo, cosa hanno fatto? Hanno stracciato l'aria, gli hanno cambiato hanno cambiato la destinazione d'uso dell'acqua, ma dopo, non prima, dopo, quando l'hanno capito. Ed è terribile perché mio padre che all'Ulivetto qui, secondo la normativa, non potrebbe portare un trattore. Ora a Barisano noi sappiamo che adesso è lavorato, in alcune qui in ampie parti è lavorato. Allora cosa succede? Che l'unica zona in cui si può intervenire è questa, è nella sia dell'ingegnere che ha realizzato la pista, sia dell'ingegnere che ha fatto la relazione si tace la presenza della pista. Dico quest'ultima cosa è positiva. Ora che cos'è Tecu? Tecu è l'abitato del bronzo, dell'epoca del bronzo più antico a Barisardo. Noi avevamo prima una grossa densità abitativa in epoca neolitica, ma riguardava fondamentalmente le piane. Avevamo un proto-nuraghe nella zona di Baueni, che è il nuraghe più antico che ha Barisardo insieme a quello di Cea. E poi che cosa è avvenuto? Poi tutto ciò che è successo nella storia della Sardegna nuragica ha portato gli abitanti del luogo a spostarsi sull'altura e si sono spostati su questa altura. Tant'è vero che quest'altopiano, che è l'unico in tutta la costa orientale di origine basaltica, domina un tratto di costa che va da Capo San Montesanto a Capo Serracavallo, e noi avevamo gli abitanti neolitici, cioè la zona era abitata fin da epoca neolitica. Questi si sono spostati in alto e in questo modo si sono mantenuti in vita, hanno difeso se stessi, hanno controllato il mare. Io ho detto l'altra volta, tutto ciò che c'è di storia nell'Ogliastra ha la presenza di Tecu, perché il più grande tesoro che è stato trovato a Sarkis Forus ha un altare e tutti gli elementi decorativi dell'altare sono realizzati con il basalto di Tecu. E in quel sito di Sarkis Forus sono stati trovati i materiali filistei e micenei, che per molti di voi la cosa potrebbe non capire, però stiamo parlando di tutti i più antichi popoli, di tutte le più antiche migrazioni nel Mediterraneo che abbiamo documentato, e Tecu ha questa posizione. Questo è Tecu. Gli altri nuraghi sono tutti successivi. Noi non diciamo che Tecu, noi lo sappiamo quanto è stato manomesso a Tecu, soprattutto nell'ultimo periodo, da quando sono intervenuti i trattori.